Siamo più o meno a metà strada del percorso che abbiamo intrapreso dopo l'esplosione di questa epidemia da coronavirus alla fine di febbraio. Siamo tutti protesi a cercare di capire come possiamo uscire dalla quarantena, riprendere le attività produttive e ci chiediamo cosa dobbiamo fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Allora, in primo luogo abbiamo capito che dobbiamo convivere con il virus prima che vengano sviluppati i vaccini o modalità di contrasto medico di questa infezione. E l'unico strumento che abbiamo è quello del distanziamento sociale, quindi dell'adozione di comportamenti che impediscano al virus di continuare a propagarsi, sia nelle nostre case che nelle aziende. Abbiamo imparato che le indicazioni che vengono dalle autorità internazionali devono essere codificate con il nostro linguaggio, con quella che è la caratteristica del nostro territorio. Insomma, abbiamo capito che dobbiamo sviluppare una sorta di vaccino sociale, di strumenti di comportamento, delle indicazioni di comportamento che vadano bene per la nostra società e che ci aiutino appunto a combattere l'infezione e a ridurre ulteriormente i pericoli per le persone anziane, per le persone che vivono intorno a noi. Abbiamo capito questa volta che dobbiamo interpretare in maniera specifica le indicazioni che vengono dall'Agenda 2030 dell'ONU e ci prepariamo anche per il futuro a rifare questo lavoro sui temi del cambiamento climatico, sui temi dell'economia circolare e gli altri temi che abbiamo sul tappeto. Nei prossimi giorni abbiamo tuttavia un secondo problema da affrontare, che è quello di capire quali innovazioni dobbiamo inserire nelle attività produttive per poter riprendere in sicurezza e non trovarci tra poco a dover di nuovo chiudere le attività con dei danni incalcolabili. Già quest'anno il rischio è di una caduta del 10% del prodotto interno lordo in Italia dovuto allo stop di questi mesi. Dobbiamo evitare in tutti i modi che questo stop si ripeta in futuro. Per fare questo, nell'industria, ma soprattutto nel commercio e nel turismo, dobbiamo inventare nuove modalità di organizzazione del lavoro, di interazione con gli utenti, con i clienti. Ecco, qui dobbiamo ragionare in termini organizzativi, ragionando sui flussi delle merci e delle persone, perché sono questi gli strumenti attraverso i quali il virus si propaga. Non immaginiamo grandi soluzioni magiche da parole d'ordine semplici o dall'adozione di un'app che miracolosamente ci salva dall'infezione. Dobbiamo rivedere i processi produttivi e su questo impegnare non solo le aziende, ma anche le nostre famiglie.